Amici di Sky Sport, buon pomeriggio da parte di Riccardo Morelli e benvenuti allo stadio Romeo Menti di Vicenza per assistere alla quinta giornata di Serie C Sky Wi-Fi. Siamo nel girone A, questa è Vicenza Pro Patria, una partita molto interessante di questo turno di Serie C. Il Vicenza non ha chiaramente bisogno di presentazioni, è una delle squadre che si giocherà fino alla fine la promozione diretta in Serie B, al momento imbattuta in campionato, 3 vittorie di fila, un pareggio nelle prime 4 giornate, la vittoria all'esordio qui al Menti per 5-0 contro Lumezzane, poi lo 0-0 contro l'Ospitaletto, infine i 2 successi consecutivi contro Arzignano e Cittadella nell'ultimo turno giocato nel Monday Night. Una stagione iniziata in maniera del tutto positiva, l'unico passo falso, se si può definire così, è il pareggio contro l'Ospitaletto, ma al momento è proprio Vicenza a guidare il girone A con 10 punti conquistati, gli stessi del Lecco, che vi ricordo scenderà in campo contro il Trento in questo turno. E alla stessa ora, se il Vicenza è ancora imbattuto, dall'altra parte c'è la Pro Patria ancora secco di vittorie in questa nuova stagione. Nell'ultima giornata è arrivato un pareggio nella gara giocata allo Speroni di Busto Arsizio contro il Novara, un punto d'oro per la Pro per come si era messa la partita, dato che ci sono stati 2 espulsi, ovvero Giudici e Masi. La squadra di Greco è riuscita comunque a difendere il risultato fino alla fine, a strappare un pari. La stagione è iniziata con 2 pareggi e 2 sconfitte, con l'ultima vittoria in una gara ufficiale che risale alla scorsa stagione, ovvero nel play-out di andata contro la Pro Vercelli allo Speroni, con la partita vinta per 1-0. Una settimana movimentata per quanto riguarda il girone A di Serie C, è arrivato il primo esonero dell'anno in casa Lumezzane con l'allenatore Paci esonerato, la Triestina invece è stata penalizzata di 13 punti e l'Inter Under 23 ha vinto la sua prima partita di sempre in Serie C contro la Virtus Verona, ha vinto anche nell'anticipo di questo girone A alle 12:30 contro la Pergolettese. Inter che, come tanti di voi sapranno, è guidata da Stefano Vecchi, lui che qui ha fatto un percorso molto importante portando a un passo dalla Serie B il Vicenza che per il post Vecchi ha pensato di puntare su Fabio Gallo, ex allenatore della Virtus Entella, ha conquistato la passata stagione la promozione diretta arrivando primo nel girone B di Serie C, un allenatore che conosce molto bene la categoria, in passato ha allenato anche Spezia, Ternana, Potenza e Foggia e oggi è appunto alla sua 7ª panchina da inizio stagione tra campionato e Coppa Italia alla guida del Vicenza. In settimana ha parlato, oltre che Gallo chiaramente in conferenza stampa alla vigilia del match, anche Rosso, presidente del club, dicendo che sente una grande unione con i tifosi, tanto equilibrio, cosa che non sentiva da molto tempo. Invece l'allenatore del Vicenza, tra le tante cose dette in conferenza stampa, ha parlato del calore di questa piazza, dicendo è uguale a piazze di Serie A, elogiando così il pubblico del Vicenza, sempre presente al Menti ormai da anni. Anche la Pro Patria ha cambiato allenatore in questa finestra di mercato estiva, la guida della Pro Leandro Greco, arrivato a luglio di quest'anno, 6ª panchina con la gara di oggi, con questa squadra, ex allenatore del Frosinone, l'anno scorso 17 presenze in B per un'esperienza iniziata a metà ottobre e conclusa a metà febbraio. Alla vigilia del match ha parlato in conferenza stampa delle difficoltà del match odierno, aggiungendo le insidie sono davvero tante, dovremo fare una partita coraggiosa e attenta. Prima del calcio d'inizio andiamo a dare uno sguardo a quelle che sono le formazioni ufficiali del match, con il Vicenza di Gallo che viene confermato l'ultima gara vinta contro il Cittadella, c'è lo stesso 11 in campo, l'unico assente è Zonta. Dunque Gagno tra i pali, poi Cuomo, Le Verbe e Sandoni in difesa, con Costa e Tribuzzi sulle corsie laterali, Vitale, Carraro e Pellizzari a sostegno di Morra e David Stuckler. Questo è il Vicenza. Dall'altra parte stesso modulo per la Pro Patria di Leandro Greco, ci sono diversi assenti, ci sono diversi cambi rispetto alla gara pareggiata col Novara. William Rovida tra i pali della porta della Pro, poi la difesa 3 con Reggiori, Motolese, Di Marco adattato come braccetto di sinistra, Orfei sulla stessa corsia, Schirò, Di Munno, Ferri e Mora su quella di destra, Mastroianni e Citterio come riferimento offensivo. Queste le formazioni, noi ci fermiamo solamente un attimo, super spot e poi si comincia.
Ben ritrovati amici di Sky Sport, squadre protagonisti in campo, è tutto quasi pronto per Vicenza Pro Patria. Tornando al discorso formazioni, oggi Gallo dovrà fare a meno di Zonta, come vi dicevo poco fa, che ha riscontrato una lesione di basso grado all'adduttore destro in allenamento, prolungando così i suoi tempi di recupero. Il resto del gruppo tutto a disposizione, lo conferma lo stesso 11 che ha giocato a Cittadella contro il Cittadella, oggi in campo al Menti. Dall'altra parte la Pro Patria, vi dicevo poco fa che non ci saranno diversi giocatori, tra tutti Giudici e Masi squalificati nella gara giocata allo Speroni contro il Novara settimana scorsa. 2 turni di stop per Giudici per rosso diretto, uno invece a Masi per doppio giallo. Assente anche Schiavone per infortunio, out anche Udo e Auci. Recuperati invece per oggi Travaglini e Ricordi, che tornano nella lista dei convocati di Leandro Greco, che oggi tra l'altro dovrà fare a meno anche del suo vice Daniele Dessena. Prima del calcio d'inizio di Vicenza Pro Patria ci sarà un minuto di silenzio in memoria del giovane sciatore Matteo Franzoso, scomparso a metà settembre in seguito a un incidente in allenamento sulla pista di La Parva a Santiago del Cile. Dunque foto di rito per le due squadre. Adesso spazio al minuto di raccoglimento per Matteo Franzoso, un giovane sciatore italiano appunto scomparso qualche giorno fa. Si conclude con l'applauso del pubblico del Menti, il minuto di raccoglimento per Matteo Franzoso. Adesso è tutto pronto per Vicenza Pro Patria. La squadra arbitrale designata per oggi vede come direttore di gara Gabriele Restaldo della sezione AIA di Ivrea, coadiuvato dai 2 assistenti Angelo Tomasi di Lecce e Davide Gigliotti di Lamezia Terme. Il quarto uomo invece Francesco Zago, e come operatore FVS Thomas Storgato. Ci sarà l'operatore FVS perché, come tanti di voi hanno visto in queste giornate di Serie C Sky Wi-Fi, in questa nuova stagione è stato introdotto l'FVS, vale a dire il Football Video Support. E per chi non ha capito bene come funziona, dà la possibilità alle due squadre in campo di chiamare una revisione di un episodio ritenuto dubbio o errato. Ci saranno delle telecamere gestite a bordo campo da un operatore che appunto oggi è il signor Storgato, e appunto la possibilità di rivedere episodi dubbi o considerati errati. Ogni squadra avrà a disposizione 2 challenge che saranno gestite dall'allenatore. La richiesta di revisione all'arbitro riguarderà solo e sempre le fattispecie previste dal protocollo VAR, quindi gol, rigori, espulsioni dirette e scambio di identità. Le eventuali correzioni delle decisioni prese avverranno soltanto in caso di chiaro errore. Inoltre, se l'errore di valutazione o l'episodio sfuggito all'arbitro verrà in effetti confermato dopo la review, la chiamata non verrà conteggiata e la squadra che l'ha chiesta ne resteranno a disposizione ancora 2. Ci tengo a sottolineare che non è indicato un tempo limite per richiamare l'arbitro sull'episodio dubbio, ma si utilizzerà innanzitutto il buon senso, disincentivando soprattutto tattiche maliziose e volte a perdere tempo. Per chiamare l'FVS, gli allenatori così come i giocatori protagonisti dell'episodio, potenzialmente oggetto di revisione, dovranno alzare e ruotare il dito in aria, ma sicuramente lo avrete già visto e lo vedrete anche nella gara di oggi. Inoltre, in questa nuova stagione, in occasione di ogni gol non sarà necessario il challenge, ma a pensarci sarà direttamente il quarto ufficiale se si tratterà di un dato oggettivo, come ad esempio un tocco di mano. Si farà un semplice overrule
senza che l'arbitro vada a rivedere l'episodio. Nel caso in cui invece c'è da valutare soggettivamente un'infrazione in attacco, verrà richiamato l'arbitro, fermo restando che in caso di mancata chiamata l'allenatore che lo ritenga opportuno potrà in ogni caso chiamare il challenge e il controllo al monitor. Dunque dopo ogni gol si andrà a revisionare il tutto e poi a confermare eventualmente il gol segnato oggi, in questo caso o dal Vicenza o dalla Pro Patria. Gara iniziata da 2 minuti circa, rimessa laterale sulla corsia di destra per la Pro Patria, si torna all'indietro da Reggiori, scambia il pallone il terzetto difensivo della Pro di Leandro Greco, che oggi vede Di Marco adattato come braccetto di sinistra, lui che solitamente gioca come quinto di centrocampo, proprio come il fratello Federico nell'Inter di Christian Chivu. Palla per Mora, si torna all'indietro dalle parti di Motolese, può fare anche il centrale, giocatore molto duttile, occhio perché si accende subito Orfei, uno dei più pericolosi contro il Novara, prova ad andare forte dentro con un cross, non c'è deviazione, si ripartirà dall'area di rigore di Riccardo Gagno, giocatore arrivato al Vicenza in questa finestra di mercato che si è conclusa l'anno scorso al Modena, lui che era Modena dalla stagione 2019-2020, 37 le presenze in B l'anno scorso con 7 clean sheet stagionali. Un bel colpo tra i pali per il Vicenza di Gallo, chiaramente portiere titolare oggi alla quinta presenza con il Vicenza. Intanto Morra allarga il gioco verso Costa, palla alla ricerca di un compagno dal limite, Morra dribbling, poi gioco allargato dall'altra parte per Tribuzzi, controllo col destro, poi il cross sul primo palo verso Morra, colpo di testa addosso a un difensore della Pro, poi Tribuzzi in modo abbastanza ingenuo con le mani sulle spalle di Orfei, calcio di punizione a favore della Pro Patria che riparte dalla propria difesa. Girone A di Serie C Sky Wi-Fi che è iniziato nella giornata di oggi con 2 appuntamenti: Alcione Milano Renate terminata 1-1 e Pergolettese Inter Under 23 terminata 0-2. 8 le partite in programma tra questo pomeriggio e questa sera. Intanto è iniziata la gara tra Lecco e Trento e anche quella al Piola tra Novara e Provercelli. A seguire altre 3 gare alle 17:30: Lumezzano Ospitaletto, Triestina Arzignano e Virtus Verona Dolomiti Bellunesi. In chiusura in serata Albino Leffe Cittadella e Brescia contro Gianerminio a chiudere definitivamente il quadro di questo quinto turno di Serie C Sky Wi-Fi. Girone A. Attacca il Vicenza, palla sulla sinistra per Costa che non punta, torna all'indietro, tocco centrale verso Sandon, il classe 2003 non trova compagni, torna all'indietro anche lui dalle parti del vice capitano Maxime Leverbe, pilastro ormai del Vicenza. Morra intanto allarga il gioco sulla sinistra, Costa tutto il tempo di andare con il cross verso Stuckler, non si fida e mette in calcio d'angolo Schirò. Primo tiro dalla bandierina a favore della squadra di Gallo, mentre le telecamere vanno a pescare Leandro Greco, nuovo allenatore della Pro Patria. In questa nuova stagione, come vi raccontavo anche in apertura. Calcio d'angolo per il Vicenza, sul punto di battuta Tribuzzi e Costa. Presumibilmente andrà proprio Costa con il mancino, infatti è proprio così. Palla sul primo palo, colpo di testa da parte di Sandon, il primo tiro verso lo specchio della porta di Rovida e del braccetto di sinistra del Vicenza. Lo rivediamo, fatto trovare pronto sul primo palo, non ha trovato però la porta di Rovida. La Pro Patria rinizia dall'area piccola del portiere classe 2003.
Colgo l'occasione per ricordarvi anche l'appuntamento con Area C martedì alle ore 16 su Sky Sport 24 con Luca Mastrorilli e Marco De Micheli. Tante curiosità, statistiche non, storie, top 11 di giornata, i gol più belli, insomma come sempre sarà una puntata molto ricca, appuntamento da non perdere martedì ore 16 su Sky Sport 24. Rimessa laterale a favore della squadra di Fabio Gallo, anche Tribuzzi, giocatore che si è aggiunto all'organico del Vicenza l'anno scorso all'Avellino, 15 presenze e un gol. Ci prova la Pro Patria con il colpo di testa di Schiro alla ricerca di Citterio, esce senza grossi problemi Gagno, che rinizia da Cuomo, poi Tribuzzi porta subito il pallone nella metà campo avversario, alza la testa, non trova nessun compagno centralmente libero, vede ma non lo serve Sandon, rinizia allora da Cuomo, un grande calma a Vicenza, Pro Patria tutto schiacciato nella propria metà campo, adesso alza il pressing una squadra di Greco con Davide Ferri, si torna da Gagno, tutto chiuso per il Vicenza, lancio lungo dell'ex Modena alla ricerca delle punte, alla ricerca di Tribuzzi che ringrazia, palla imprendibile, Orfei con le mani, rinizia da Di Marco, Motolese, si torna da Di Marco, Rovida guida il pressing del Vicenza, Morra, altro pallone per Di Marco che va in profondità alle parti di Citterio, che oggi trova la maglia da titolare dopo 3 partite iniziate dalla panchina contro l'Inter, contro la Gian Erminio e contro il Novara nell'ultimo turno di campionato. Mezz'ora allo Speroni nell'ultimo turno per lui, giocatore molto giovane, scuola calcio Pro Patria, classe 2003. Vicenza recupera il pallone, Sandon torna da Gagno, si allarga Cuomo che riceve da Gagno, mentre telecamere vanno a pescare Fabio Gallo. Ancora Gagno, non sono passati i primi 10 minuti di partita al Menti, è sempre 0-0, l'unica occasione del match fin qui è stata per il Vicenza, il colpo di testa tentato da Sandon. Duello fisico tra Stuckler e Reggiori, vinto dal centravanti del Vicenza, poi Morra prolunga sul secondo palo per l'arrivo di Vitale, si è alzata la bandierina dell'assistente del direttore di gara, offside del centrocampista, o meglio mezzala del Vicenza. Ha fatto tutto molto bene Stuckler, poi il pallone prolungato da Morra, Vitale ha calciato in maniera debole sul primo palo, ma la posizione era di offside. Molto bravo Rovida qui a seguire l'azione, a chiudere, occhio il Vicenza che va dentro con Costa, con un cross rasoterra da sinistra, un recupero palla sempre del capitano del Vicenza, poi il tocco all'indietro, Mastroianni, Ferri, si torna all'indietro da Rovida che va a rilancio lungo, visto il pressing della squadra di Gallo con 7 giocatori di movimento dentro la propria metà campo. Con calma Cuomo fa riniziare i suoi. Leverb, Sandon, 1-2 con Morra che non si chiude fino a commettere fallo e Pellizzari, rimane a terra Citterio che ha preso un colpo al volto, calcio di punizione per la Pro Patria. Prossimo turno di campionato, appuntamento contro l'Albino Leffe allo Speroni di Busto Arsizio. Vi ricordo sarà il turno infrasettimanale di Serie C Sky Wi-Fi, gara che si giocherà 25 settembre alle ore 18:30.
per il Vicenza invece appuntamento alle 20:45 dello stesso giorno, ma contro le Dolomiti Bellunesi. Reggiori. Mora viene spinto da Costa, tutto buono secondo l'arbitro, allora si ritorna da Reggiori, palla centrale abbastanza rischiosa, in due in scivolata, la meglio Stucler, arriva anche Vitale, si porta dal limite, poi calcia Vitale, gli dice di no Rovida, la palla è buona, non va in calcio d'angolo, allontana Orfei, regia che giustamente va a pescare Vitale, buona la conclusione dal limite, attento però il classe 2003 della Pro Patria, non è finita l'azione, ancora Vitale, raccoglie il pallone da destra, mette un cross verso Morra, trattenuto, non c'è nulla secondo il direttore di gara. Morra chiama l'attenzione della panchina, c'è stato un contatto, il pallone intanto esce, da capire se Gallo farà l'uso dell'FVS in questo tipo di situazione, lo rivediamo successivamente. Prima però la conclusione di Vitale, la bella parata di Rovida, tanto rimessa laterale per il Vicenza. Adesso andremo a rivedere anche il replay del contatto tra Morra e Motolese, anche se Costa ha chiaramente detto no alla panchina, alla propria panchina, di non usare la card perché evidentemente il contatto è stato lieve. Si perdono diversi secondi, l'arbitro va a vedere al monitor il contatto, FVS in corso. Questo è il contatto tra Motolese e Stucler, non Morra, col braccio del 39. Sul collo di Stucler, contatto sicuramente non mi sembra violento, un contatto lieve. Adesso valuterà chiaramente la squadra arbitrale. Con Restaldo, il quarto uomo, Zago alle prese con tutti i replay disponibili. Rientra in campo Restaldo, non c'è nessun calcio di rigore. Dunque il Vicenza dopo 15 minuti si è giocata la prima challenge, dunque avrà a disposizione per tutto il resto del match una sola chiamata. I fischi del Menti, il contatto sembrava lieve, infatti non è giudicato falloso dall'arbitro di oggi. Quando sono passati poco più di 3 minuti, adesso il gioco riprende. Tribuzzi, la sponda di Stucler, Morra tocca centralmente, Vitale va dalle parti di Sandon, Costa vuole l'1 contro 1, raddoppio di marcatura, tutto chiuso, si torna da Sandon, tocco centrale, c'è un fallo ai danni di Marco Carraro, calcio di punizione a favore del Vicenza. Qui col piede perno si gira, viene tamponato da Citterio. Questa è la sua seconda stagione consecutiva, l'anno scorso tra regular season e playoff, 30 presenze e 3 gol per Marco Carraro, ex giocatore di Crotone Spal. Punizione Vicenza, chiede la dovuta distanza Costa, riceve ora Sandon. Si muovono le due punte dentro l'area di rigore di Rovida, sovrappone Costa, servito il capitano del Vicenza che poi si prende il fondo, sguardo dentro, cross che arriva sul primo palo, allontana Reggiori come può. Sandon, anche i braccetti del Vicenza partecipano chiaramente all'azione offensiva, alla manovra
Adesso però a recuperare la Pro Patria, che prova a ripartire in contropiede con Citterio, anticipato da Carraro, prezioso anche in fase difensiva, ringrazia Citterio, rimessa laterale che permette alla Pro Patria di tornare dalle parti di Gagno. Con le mani all'indietro Mora dalle parti di Reggiori. Anche Mora trova a maglia da titolare, la prima in questa stagione per lui. Ha giocato pochi minuti fin qui in queste prime 5 giornate di Serie C Sky Wi-Fi, 11 minuti. Contro Gian Erminio, 26 contro il Novara. Oggi la sua prima presenza da titolare in questo campionato. Giocatore che è arrivato dalla Clodiense quest'estate alla corte di Greco. Eccolo qui l'allenatore della Pro Patria. Con calma gira il pallone proprio la squadra ospite. Reggiori va in verticale, palla che esce al di là della linea laterale. Il Vicenza torna in possesso palla. Con le mani in costa, rincorsa lunga e palla in profondità dalle parti di Morra, che protegge col fisico, cade a terra sotto gli occhi di Restaldo. Calcio di punizione da posizione molto invitante per andare dentro con un cross. Buonissimo il lavoro da parte di Morra. Sono già 2 i gol segnati in questo avvio di campionato. A segno contro il Lumezzane proprio qui al Menti, e sempre al Menti contro l'Arzignano. La sua seconda marcatura, l'anno scorso 13 gol tra regular season e playoff, sempre con la maglia del Vicenza. 2 in barriera per Rovida, 2 anche in battuta. Andrà Costa con il mancino dalle parti di Rovida, prolunga di testa in calcio d'angolo alla squadra di Leandro Greco, con il colpo di testa di Motolese. Secondo corner a disposizione per il Vicenza di Gallo. Indicazioni di Rovida nelle marcature dei difensori sui giocatori avversari. Chiama lo schema Tribuzzi. Vedremo se andrà lui questa volta col destro. 6 saltatori del Vicenza, 3 centrali di difesa più Stuckler, Morra e Vitale. Palla sul primo palo, allontana Citterio, poi Costa col mancino, altro pallone invitante. Vitale, salvataggio sulla linea da parte di Reggiori. Occasione per l'1-0 Vicenza sfumato. Terzo corner a disposizione per la squadra di Gallo. La rivediamo. Tutto nasce da questa conclusione di Costa sporcata, poi il regalo da parte di Mora e il salvataggio clamoroso sulla linea di porta. Al minuto 20. Altro corner, il terzo. Costa va dalle parti di Sandon, che addirittura controlla. Vitale, anzi Tribuzzi, va ancora da Costa. Vuole l'1 contro 1 il capitano del Vicenza, raddoppio di marcatura solito. Tribuzzi col destro di prima, dentro alla ricerca del colpo di testa di Vitale. Cartellino giallo intanto per le Verb. Tanto Costa va a protestare. Il primo ammonito della partita è Maxime Leverbe. Pro Patria che si salva con una situazione abbastanza pericolosa del Vicenza, con la conclusione del centrocampista in maglia 99 Vitale. Un salvataggio sulla linea fondamentale per mantenere il punteggio di 0-0. Reggiori, palla rivedibile verso Motolese. Si complica le cose la Pro Patria, che esce, o meglio prova a uscire alzando il pallone. Lo fa andando da Mastroianni, che protegge col fisico. Viene tirato giù da Cuomo,
calcio di punizione per la Pro Patria. Mastroianni richiama l'attenzione dei suoi, una maggiore precisione nell'uscita palla a terra. Chiaramente molto scomoda la palla di Reggiori, specialmente con una squadra come il Vicenza che viene a prenderti molto alto. Fatto sta che si riparte dalla metà campo della Pro Patria. Chiaramente anche Greco avrà detto qualcosa ai difensori. La prima parte di questo primo tempo al Menti è già andata via, 22 sul cronometro, è sempre 0-0 tra Vicenza e Pro Patria. Motolese va da Reggiori, scambiano i due, si fa vedere Ferri in mezzo, non viene servito da Motolese. Schiro 1-2 che si chiude, avanza da sinistra la Pro, palla di ritorno per Orfei in scivolata, la chiusura di Leverbe che mette fallo laterale. Difensore di nazionalità francese, ha trovato il primo gol stagionale alla gara d'esordio qui contro Lumezzane nel 5-0 complessivo, che per lui seconda stagione consecutiva. L'anno scorso 4 gol, uno di questi proprio ai playoff. Ormai una colonna di questa squadra, giocatore d'esperienza, classe 97, Rovida. Tocco per Motolese, non pressa il Vicenza che rimane basso con il baricentro. Adesso il pallone per Reggiori. Costruzione dal basso sbagliata della Pro, allora recupera Giulio Pellizzari che inizia da dietro. Costa, Sandon va dalle parti di Cuomo, chiama in causa Vitale, protezione spalla alla porta di Vitale che poi trova Sandon nelle vesti di centrocampista. Avanza il 27 del Vicenza che poi tocca nuovamente per Vitale, si stacca Tribuzzi, Vitale dà uno sguardo dentro, va al cross dalle parti di Costa, di testa non riesce a tenerla in campo, a servire Stuckler che era piazzato dentro l'area piccola di Rovida. Rinvio dal fondo affidato proprio al portiere della Pro Patria. Scuola Calcio Inter. Reggiori guida il pressing Stuckler, lancio lungo di Reggiori verso Mastroianni, colpo di testa di Leverbe, poi Ferri viene trovato, sì, questa volta Mastroianni che è partito fortissimo quest'anno, 3 gol nelle prime 3 stagionali contro Provercelli, Inter Under 23 Gian Erminio, a secco contro il Novara, una gara come abbiamo già raccontato prima molto complicata per la Pro Patria. Reggiori, controllo non dei migliori, si torna da Rovida. Motolese va da Reggiori senza marcatura, spazio per avanzare il numero 4, lo trova centralmente con un buon passaggio Schiro, si stende sulla sinistra, o meglio ci prova la Pro Patria. È ben piazzato il Vicenza di Gallo che non concede spazi. Adesso Stuckler in pressing, corridoio per Schiro, palla sulla sinistra, Orfei prova ad accendersi, ce l'ha sul destro, serie di finte, il pallone passa, Schiro dal limite, cade a terra, è tutto regolare, interviene Di Marco. Morà, controllo col destro, Costa su di lui, cross che arriva dalle parti di Ferri che colpisce di testa ma non inquadra la porta di Gagno. Nessun pericolo per il Vicenza che riparte dal proprio portiere. Questo è il cross di Mora e questo il colpo di testa di Ferri, capitano della Pro Patria, giocatore in scadenza nel 2027, un leader di questa squadra nonostante la giovane età, classe 2002, tante le responsabilità, lui che è nativo proprio di Busto Arsizio.
cresciuto nel settore giovanile della Pro Patria. Occhio perché si distende il Vicenza con Morra che prova a cercare Vitale che aveva tagliato un movimento pressi dell'area di rigore di Rovida. Possesso palla subito per il Vicenza. Vitale va dentro col mancino verso Morra che viene tirato giù. Anche questa volta non c'è fallo, l'azione non è finita, però c'è tanto spazio sulla sinistra per Costa. Lo vede adesso Vitale che lo serve, controllo del capitano del Vicenza che vuole l'1 contro 1, viene raddoppiato come al solito, cross effettuato, Rovida non esce, altro giocatore del Vicenza a terra, si tratta di Stuckler, prolunga in fallo laterale il capitano Ferri, applaude, apprezza il lavoro dei suoi l'aspetto difensivo Leandro Greco. Chiaramente oggi è una gara molto delicata e molto difficile contro una delle squadre migliori del girone A di Serie C, Sky Wi-Fi. Costa con le mani, rincorsa lunghissima, si va direttamente dentro l'area di rigore di Rovida, colpo di testa doppio, schierò l'ultimo, Ferri perde un tempo di gioco, arriva alle Verb, cross di Costa deviato proprio da Ferri. Altro fallo fallo laterale con qualche metro in avanti. Costa è pronto ad andare dalle parti di Stuckler, colpo di testa di Reggiori, poi quello di Ferri che non allontana definitivamente. Occhio perché perde palla il Vicenza. Mastroianni a tu per tu, duello fisico con Sandon, tocco all'indietro, palla che esce, altra rimessa laterale a favore del Vicenza. Non mi sembra ci siano state deviazioni, ma a questo punto Restaldo fischiato fallo a favore della Pro Patria. Infatti è proprio così, batte all'indietro Mora. Reggiori rinizia da Montolese. 2 minuti poco meno, la mezz'ora di gioco, regna l'equilibrio fin qui a Romeo Menti di Vicenza. Costruisce la Pro Patria con Schirò, aveva un po' di spazio per portare il pallone, preferito scaricarlo verso Di Marco. Guida il giro palla dei suoi Greco, Motolese trova centralmente Di Munno che alza il pallone, torna da Di Marco. Lancio lungo verso Mastroianni, di testa prima di Sandon, ma c'è fuori gioco da parte del bomber della Pro Patria. Il gioco riprende col possesso Vicenza. Sandon va da Pellizzari, che non è più giovane in campo. Reggiori, classe 2005 in casa Pro Patria, poi anche Montolese, classe 2004, proprio come centrocampista del Vicenza. Schirò, palla sbagliata per Orfei, forse un po' troppa fretta per il centrocampista della Pro Patria, che trova così la sua seconda gara da titolare dal primo minuto. Aveva giocato contro la Gian Erminio 8 minuti con l'Inter e invece 4 con il Novara nell'ultimo turno. Ex giocatore del Crotone, l'anno scorso 37 presenze complessive. Mastroianni non passa sulle Verb, questa è una rimessa laterale nella metà campo avversaria. La squadra di Greco, le indicazioni di Gallo, battuta a diversi metri indietro, una rimessa da Mora. Reggiori verso Motolese, inoltrata la mezz'ora di gioco al Menti. Reggiori alza il pallone, va dalle parti di Marco, interviene Orfei che torna da Rovida, pressato da Morra, rinvio non dei migliori. Pellizzari, controllo sbagliato, Motolese, fase confusa di match. Di Marco, Orfei, pressing altissimo del Vicenza che recupera palla. Occhio all'inserimento di Vitale, Rovida ancora di ridino, è un duello
3-2 a calciare, non Vitale ma Tribuzzi. Buono l'inserimento dell'esterno in maglia 19 ex Avellino, calciato in diagonale, ha trovato una buona risposta di Rovida. Costa dalla bandierina, indicazioni di Reggiori e compagni per le marcature. Col mancino, Costa sul secondo palo, Morra non può andare di testa, sarà corner dal lato opposto, calcio d'angolo numero 5 della partita per il Vicenza. Da questa parte andrà a battere Tribuzzi, presumibilmente. Infatti è proprio così. I soliti 6 saltatori del Vicenza dentro l'area di rigore di Rovida. Non crossa Tribuzzi che tocca per Carraro. Il pallone fuori per Vitale, palla sul secondo palo. Uno schema gestito male dal Vicenza che però rimane in attacco. Tocco all'indietro di Morra per Vitale, sguardo dentro, cross che arriva verso Rovida. Deve metterci Guantone, il numero 1 della Pro Patria. Poi è arrivato il fischio poco dopo per il fallo di Cuomo su Reggiori. Tutto sta che Rovida si fa trovare ancora una volta pronto. Reggiori. Rovida rischia tantissimo sul pressing di Morra, un dribbling in classe 2003, sangue freddo, palla allargata verso Orfei. Motolese, un incontro Schirò, spalla alla porta, seguito addirittura da Cuomo. Lancio lungo di Di Marco, a terra Schirò. Le Verbe in 2 tempi, interviene poi in scivolata, occhio perché c'è tanto spazio sulla sinistra, si distende la Pro Patria, è scoperto il Vicenza, sale Mora che va dentro col cross dalle parti di Mastroianni, attenta alla difesa però di Gallo, l'azione non è finita, Di Munno scambia con Mora, palla di ritorno per l'esterno della Pro Patria. Poi Pellizzari nel tentativo di allontanare trova Di Munno, cross basso sul primo palo, c'è un contatto, non c'è nulla secondo Restaldo. Citterio chiede alla panchina di chiamare in causa il quarto uomo subito per un check all'FVS. Lo rivediamo da questa angolazione, l'anticipo di Citterio. E infatti la Pro Patria si gioca la card. Intanto le squadre sfruttano il momento per un mini cooling break, alle prese ancora con l'FVS Restaldo e il quarto ufficiale Zago. C'è stato un contatto dentro l'area di rigore del Vicenza. Tra Citterio e Sandon. Quando mancano 10 minuti più recupero alla fine del primo tempo, contatto dentro l'area di rigore di Gagno. Vedremo cosa deciderà di fare il direttore di gara. La decisione è stata presa, rientra in campo Restaldo.
e dice che non c'è nulla neanche in questo caso. E dunque il gioco riprenderà dall'area di rigore del Vicenza. O meglio, dalla difesa Sandon. Adesso torna dentro la propria area di rigore. Gagno scambia con Leverbe, poi va in verticale. Si è abbassato Morra che alza un campanile abbastanza pericoloso nella difesa propria. Pulisce, spazza, lontana da ogni pericolo qui la difesa del Vicenza, ma Rovida con grande personalità finisce per perdere il pallone. Carraro non riesce a calciare. Fateci rivedere subito quello che ha fatto Rovida, 2 dribbling di alto livello con grandissima personalità sulla tre quarti campo. Poi per un attimo il classe 2003 della Pro Patria stava per combinarla enorme. Alla fine è arrivato il fischio da parte di Restaldo per un contatto falloso. Questo è il momento in cui ha perso il pallone Rovida. Poi l'arbitro ha fischiato proprio l'intervento in ritardo di Carraro su Citterio. Reggiori, altro pallone verso Rovida che va al rilancio lungo e questa volta non rischia nulla. Mastroianni, prima di lui, meglio di lui Cuomo, poi Vitale, trova Morra, la sponda per Costa, subito il raddoppio di marcatura sul capitano del Vicenza. Sandon torna addirittura da Gagno, non riesce a sbloccare i conti il Vicenza. Qui ha avuto sicuramente più occasioni della Pro Patria. Il risultato dice ancora 0-0. Si abbassa Stucler che poi avanza, va via in dribbling a Reggiori, chiede il cartellino. Gran giocata da parte di David Stucler, giocatore scuola calcio cremonese, si è messo in mostra l'anno scorso con la Gian Erminio, quest'anno il grande passo in una big, una squadra che appunto si gioca la promozione in Serie B. L'anno scorso con la Gian Erminio tra regular season e playoff 13 gol più 2, un totale di 15. Tanto Costa va dentro, Rovida pasticcia, tanto caos da quella parte, tutto buono. Morra, lo scarico per Vitale che carica il mancino, la palla per Sandon, prova il piazzato, palla alta, altra occasione per il Vicenza al minuto 40, ancora per Sandon, seconda occasione per lui in questo primo tempo. E qui Rovida in 2 tempi si fa scippare il pallone. I giocatori del Vicenza che però non riescono a trovare la sua porta. Ecco la conclusione di Sandon successivamente arrivata. Stucler, il tocco corto per Vitale, palla di ritorno per l'ex Gian Erminio. Poi Di Moon in palleggio, tocca all'indietro per Di Marco. Cuomo va lungo dove ci sono solamente giocatori del Vicenza, telecamere che vanno a pescare poi Orfei. Buon inizio di match, poi si è spento all'esterno della Pro Patria, attacca il Vicenza con Morra, posizione defilata, va al cross a centro area, alza campanile di testa la difesa della Pro Patria con Motolese. Costa, scarico all'indietro, Sandon al limite dell'area di rigore, allontana la Pro Patria. Mastroianni, non c'è fallo secondo Restaldo. Sandon, buon intervento. Costa, rasoterra forte centrale, ancora Sandon, va col mancino addosso a Stucler.
Altro brivido per la Pro Patria che riesce a uscire, palla al piede con Di Munno, poi l'1-2 con Mastroianni, anche qui non c'è nulla secondo Restaldo. Poi decide di fischiare l'arbitro di oggi per un contatto successivamente visto ai danni di Mora. Quando mancano 3 minuti, siamo dentro al 42esimo, il contatto di Costa. Abbiamo visto, grazie all'aiuto della regia, il gioco è già ripreso. Reggiori, Motolese, alza il pressing di Vicenza con Stuckler. Altro pallone rischioso, Reggiori prova ad andare via in dribbling, Stuckler capisce le sue intenzioni, gli ruba il pallone. Costa, l'ultimo a toccare, e Mora. Rimessa laterale a favore del Vicenza con l'ultimo tocco del giocatore della Pro Patria. Non perde tempo il Vicenza, occhio al pallone fuori, Vitale prova il piazzato addosso a Di Munno. Orfei non tocca il pallone, a Tribuzzi cerca lo spazio per liberare il mancino, poi lo scarico, Carraro, Vitale muove palla velocemente, il Vicenza, altra conclusione da fuori di Vitale, ancora Rovida. Stesso angolo di prima, stessa parata di prima. Ancora Rovida a dire di no a Vitale. Lancio lungo alla ricerca della fisicità di Mastroianni, che chiede calma, viene inseguito da Cuomo. Mani sulla schiena e fallo conquistato. Una delle specialità della casa Mastroianni, oltre chiaramente alla vena realizzativa. Motolese pronto a far ripartire il gioco. Pallone allargato verso Di Marco. Di Munno viene incontro, riceve Ferri che tocca all'indietro verso Motolese, poi chiede a Reggiori di allargarsi, serve il capitano Ferri. C'è Reggiori a destra, preferito ancora Motolese. Guida il giro palla, Greco trova centralmente Schiro, 1-2 che non si chiude con Citterio. Allora possesso che torna alla squadra di Gallo, si abbassa Stuckler a ricevere, c'è tanto spazio per costa sinistra, si gioca sulla tre quarti campo, Vitale dentro alla ricerca di Giulio Pellizzari, blocca Rovida che la tiene dentro la propria area piccola. Invita i suoi a salire sia Rovida che Greco. Lancio lungo verso Mastroianni, duello vinto dal francese Leverbe. Cuomo, tocco all'indietro di Vitale per Tribuzzi, giro in difesa per il Vicenza. Leverbe, c'è Sandon pronto a ricevere, preferito Cuomo. Vitale a Tribuzzi a 2 passi, preferisce andare dentro col mancino, c'è Costa sul secondo palo, prolunga in corner Mora, sesto tiro dalla bandierina per un Vicenza che sta dominando questo primo tempo. 20 secondi e scopriremo l'entità del recupero. Si avvicina Tribuzzi, chiama lo schema intanto Costa, dentro i soliti 6 saltatori. Si allontana Tribuzzi, cross di Costa forte teso, allontana la Pro Patria. Tribuzzi invita ancora Costa, 1 contro 1 di Costa, se la porta sul fondo, poi il mancino delicato sul secondo palo, palla allontanata male. 3 minuti di recupero, occhio perché si sta giocando al limite dell'area di rigore della Pro Patria. Leverbe va da Tribuzzi che parte da sinistra, poi si accentra, va centrale da Carraro, da sinistra a destra il Vicenza di Gallo. Vitale, l'1 contro 1 con Schiro, cross dentro l'area verso Cuomo che prende l'ascensore, tira giù anche Di Munno, poi Orfei tira
meglio mette fuori il pallone per controllare, verificare le condizioni di Dimunno, rimasto a terra dopo il contatto con Cuomo. Rimessa laterale per il Vicenza con Costa che restituisce il pallone con l'aiuto di Stucler. Rimessa laterale per la Pro Patria sull'out di destra, chiaramente posizione di campo che permette al Vicenza di rimanere molto alto col pressing. Indicazioni continue di Greco. Il pallone tra le mani Mora. L'incontro Mastroianni, il pallone troppo lungo, Citterio prolunga, non ci sono compagni a sostegno, si rinizia da Gagno. Avanza Leverb. Cuomo. Scatta in profondità Vitale, occhio perché sono dentro l'area di rigore sia Morra che Stucler. Poi scivolata Vitale sotto gli occhi dell'assistente, non commette fallo. Proteste da parte dei giocatori della Pro Patria. Occhio al cross, continua a giocare il Vicenza, palla che passa, non la tocca nessuno, rimessa dal fondo affidata a Rovida. Tante le proteste in casa Pro Patria perché Orfei era rimasto a terra, il Vicenza ha continuato a giocare nonostante l'esterno di Greco sia rimasto appunto a terra. Poi il contatto con Vitale non fischiato dal direttore di gara. «20 secondi, si andrà tutti a riposo nel primo tempo, Vicenza e Pro Patria. Ora 0-0 qui al Menti. Palla lunga per Stucler, Reggiori in anticipo, si accontenta del fallo laterale il centravanti del Vicenza. Morra e non Stucler. Fischietto in bocca per Restaldo che fischia 2 volte e manda tutti negli spogliatoi. Finisce 0-0 il primo tempo al Menti tra Vicenza e Pro Patria. Super spot. Prosegue il riscaldamento dei giocatori in panchina per Vicenza e Pro Patria. Vedremo se ci saranno delle sostituzioni, dei cambi nell'assetto tattico rispetto agli 11 iniziali per Gallo e Greco. Un primo tempo dominato dal Vicenza. La gara però dice ancora 0-0. Sugli altri campi il Lecco vince 1-0 contro il Trento e chiaramente momentaneamente, scusate il gioco di parole, il Lecco sarebbe primo a quota 13 punti nel girone A, ma manca tutto il secondo tempo sia qui che al Riga Monticeppi. 0-1 invece la gara tra Novara e Provercelli al Piola. Colgo l'occasione per ricordarvi gli altri appuntamenti di giornata, il 3-5 partite tra pomeriggio e sera per quanto riguarda il girone A: Triestina Arzignano, Lumezzane Ospitaletto e Virtus Verona Dolomiti Bellunesi alle ore 17:30. A seguire alle 20:30 Albino Leffe Cittadella e Brescia Gianerminio. In chiusura di questo quinto turno di Serie C Sky Wi-Fi, chiaramente tutto in diretta in esclusiva sui nostri canali di Sky Sport. Rientrano i protagonisti del match con la terna arbitrale, vi ricordo oggi composta da Restaldo, Tomasi e Gigliotti. A bordo campo come quarto ufficiale Francesco Zago, come operatore FVS invece Storgato. Vedremo se ci saranno dei cambi. In casa Vicenza è pronta una sostituzione, vedremo che è rimasto direttamente negli spogliatoi dopo i primi 45 minuti. Non dovrebbero esserci invece sostituzioni in casa Pro Patria. Pronto a entrare Rauti che prenderà il posto di Stucler nell'attacco del Vicenza. Dunque adesso l'attacco è formato dallo stesso Rauti e da Morra. Questo è l'unico cambio di questo intervallo appunto. Dunque il Vicenza riparte con il 3-5-2 con Gagno tra i pali, Sandon, Cuomo e Leverb in difesa. Linea di centrocampo a 5 che rimane invariata: Costa, Carraro, Pellizzari, Vitale e Tribuzzi. Rauti davanti con Morra, appunto l'unico cambio, Rauti per Stucler.
È tutto pronto per il secondo tempo di Vicenza Pro Patria. Dall'altra parte Greco torna in campo con gli stessi 11, Rovida tra i pali, difesa 3 composta da Reggiori, Motolese e Di Marco come braccetto di sinistra, poi Mora, Schirò, Ferri, Dimun e Orfei, davanti Mastroianni e Citterio. Era iniziato il secondo tempo al Menti, primo possesso palla per il Vicenza di Gallo. E vi ricordo, la prossima gara di campionato, turno infrasettimanale, affronterà le Dolomiti Bellunesi il 25 di settembre alle 20:45. Per la Pro Patria invece appuntamento casalingo a Busto Arsizio al Carlo Speroni contro l'Albino Leffe. Stesso giorno ma cambia l'ora, ovvero 18:30 in campo. Giro palla della Vicenza che torna da Gagno dopo i primi 40 secondi di questa ripresa. L'ex Modena non butta il pallone, lo serve a Pellizzari. Alza adesso il pressing la Pro Patria. Gagno non rischia nulla e va dalle parti di Sandon, coinvolto 2 volte nel primo tempo, con la prima conclusione verso lo specchio di Rovida di testa, la seconda invece con la conclusione di Mancino. Possesso palla per la prima volta che torna alla Pro Patria Rovida. Esce in pressing Rauti su Di Marco, poi Orfei, tocco di prima contenuto da questa parte da Tribuzzi, c'è un contatto a terra Citterio. Carraro continua col pressing, esce molto bene la Pro Patria qui, però pallone corto da parte di Dimunno. La corsa di Costa, sovrappone Sandol, Costa va dentro col cross verso Rauti, col destro Rauti dentro ancora, alla ricerca di un compagno. Primo brivido per la Pro Patria dopo 2 minuti dall'inizio della ripresa, subito pericoloso il numero 7 classe 2000 del Vicenza, Nicola Rauti. Questo è il cross di Costa e la conclusione, o meglio il cross alla ricerca di Morra, sbagliato da parte di Rauti. Tribuzzi centralmente, si stacca Rauti che riceve secondo pallone toccato al giocatore subentrato poco fa Stuckler in gol contro il Cittadella. Gara che finì 0-1, dunque gol vittoria per lui, è già il secondo in questo campionato, in questa stagione di Serie C Sky Wi-Fi. Aveva segnato anche nella gara d'esordio contro il Lumezzane. Per lui seconda stagione consecutiva in maglia Vicenza, l'anno scorso la prima. 41 le presenze tra gare da titolare e gare da subentrato, tra regular season e playoff. 8 i gol, tutti regular season. Palla nella metà campo del Vicenza, colpo di testa di Citterio alla ricerca di Mastroianni, copre bene Sandon che riesce ad andare da Costa, che non parte in dribbling, viene trattenuto, lascia giocare Restaldo. La sventagliata classica di Costa a cercare il suo compagno laterale opposto, ovvero Tribuzzi, che tiene il pallone in campo, controllo complicatissimo. Orfei gli ruba il pallone, l'appoggia all'indietro dalle parti di Marco, che va verticalmente ma direttamente fuori dal rettangolo di gioco del Menti. Vicenza che torna in possesso palla. Sandon avanza indisturbato, solamente Mastroianni a metà campo del Vicenza. Adesso attacca anche con Cuomo, squadra di Gallo. Tribuzzi vuole l'1 contro 1, finta col destro, poi si vuole prendere il fondo, rientra con Mancino, serve all'indietro Cuomo. 3 giocatori dentro l'area di rigore di Rovida, non affonda il 14 nel braccetto di destra della Vicenza. Sandon si abbassa Costa, poi si butta nello spazio Sandon, riceve nuovamente il difensore del Vicenza che prova a prendersi il fondo. Reggiori su di lui, bello il duello tra i due. Sandon torna da Costa che va dentro col mancino di prima, colpo di testa ad allontanare di Orfei che anticipa senza problemi Tribuzzi. Fallo laterale offensivo per il Vicenza, vitale
Primo pallone toccato dal 99 in questo secondo tempo. Appoggio per Tribuzzi. L'ex Avellino va centrale da Rauti che appoggia verso Cuomo. Insiste da destra il Vicenza, sotto gli occhi di Fabio Gallo. Si accentra Tribuzzi che trova un corridoio invitante per Vitale. Vitale dentro l'area di rigore. Vitale sul primo palo. Prova a sorprendere Rovida. Questa volta calcia fuori. Terza conclusione di questa partita per la mezzala del Vicenza. La prima fuori dallo specchio della porta della Pro Patria. Provato a sorprendere qui Rovida. Si rimane sempre sullo 0-0. Resiste la Pro Patria di Greco che prova ad aggrapparsi ai due riferimenti offensivi e vedremo se Greco metterà mano alla panchina, sostituendo proprio una delle due punte. Panchina presente Renelus, attaccante molto più fisico sicuramente rispetto a Citterio. Attacca il Vicenza da sinistra, Costa dentro col cross verso Tribuzzi, prolunga ancora Orfei che poi spinge Tribuzzi, è tutto buono secondo il direttore di gara. Orfei non tiene però il pallone in campo, anzi sì, secondo l'assistente. Allora si gioca Orfei, ribaltamento di fronte, tocco centrale, scoperto il Vicenza, rientra adesso anche Pellizzari, palla sulla destra, Morà perde un tempo di gioco, serve Ferri, è rientrato tutto il Vicenza e allora Di Munno invita Di Marco a salire. Schiro, tocco per Orfei, non viene incontro Mastroianni, si torna addirittura nella difesa della Pro Patria dalle parti di Motolesi. Reggioni, Morà, ancora Reggioni, alza il pallone, c'è solo Sandon che controlla il pallone e poi lo lascia a Pellizzari. Rinizia il Vicenza, serve più velocità alla Pro Patria se vuole impensierire la squadra di Gallo. Vitale, spalle alla porta, passa in mezzo a due, Di Marco lo pressa molto alto, scarica il pallone. Vitale sulla sinistra, tocco per Costa da parte di Carraro. Centralmente Vitale chiama il pallone, riceve di prima, prova ad andare dentro, sbatte però addosso a Di Munno. Morà, palla per Reggiori, cade a terra tutto regolare Rauti con l'esterno, serve Morra che si gira, Morra defilato, va dentro col cross, c'è la deviazione, c'è il calcio d'angolo. Secondo Restaldo, il primo di questo secondo tempo, il settimo complessivo per la squadra di Fabio Gallo che torna dentro con i saltatori. Soliti due dalla bandierina, Tribuzzi e Costa. Sono 7 questa volta i saltatori, vediamo se Vitale entra o rimane al limite. Arriva il cross di Costa, basso sul primo palo, Di Munno, ancora deviazione, ancora calcio d'angolo, l'ottavo, il secondo nel giro di pochi secondi, sempre per il Vicenza. Cross dentro sul secondo palo, salta più in alto di tutti Leverbe che non riesce a trovare però l'impatto col pallone. Di Marco, controllo orientato e torsione, palla al piede a 25 metri circa. Schiro si gira, poi col mancino allarga sulla destra, l'uno contro uno di Mora, cross con il mancino verso Citterio che colpisce male. Intanto attira l'attenzione della panchina Citterio, problemi probabilmente al flessore per il centravanti della Pro Patria che si è toccato la gamba destra. Il gioco riprende dall'area di rigore di Gagno, palla in avanti, si mette davanti col fisico Rauti, la palla passa per Morra.
non serve Tribuzzi, si gira senza marcatura, porta palla adesso Tribuzzi, su di lui Di Marco, la finta, il dribbling e lo sgambetto Di Marco, che vale un calcio di punizione da posizione importante per il Vicenza per andare dentro a saltare. Questo è il pestone di Di Marco su Tribuzzi, si avvicina sempre il capitano del Vicenza, Costa. Opportunità anche per Tribuzzi per andare dentro con il destro. Linea di difesa chiaramente molto alta della Pro Patria, 2 in barriera per Rovida, il cross di Tribuzzi sul primo palo, Leverb completamente dimenticato dalla difesa della Pro Patria. Rovida para, conclusione centrale facilmente intuita dal classe 2003 che inizia dalla destra di Mora. Tocco centrale, palla subito recuperata dal Vicenza, imbucata per Rauti, Rauti col destro, passa in vantaggio il Vicenza al minuto 57, sempre Nicola Rauti, secondo gol consecutivo. Esulta il Menti, esulta Fabio Gallo, ha sbloccato la partita il Vicenza dopo tanti tentativi falliti. Il pubblico fa festa giustamente, e su un pallone perso della Pro Patria Rauti non sbaglia a tu per tu con Rovida, calcia in diagonale in maniera potente e segna il gol dell'1-0 che sblocca definitivamente i conti al Menti. Coordinazione perfetta senza marcatura, tutto troppo facile per Nicola Rauti, che segna così il suo terzo gol in questo campionato, entra dalla panchina e sblocca la partita. Questa è l'intuizione di Fabio Gallo, che ha preferito un attaccante meno fisico e più veloce rispetto a Stuckler, e ha trovato la risposta giusta da parte di Rauti. E adesso chiaramente la Pro Patria è costretta a sbilanciarsi per cercare il gol dell'1-1 in contropiede. Si sa quanto fa male il Vicenza. Tanto confermato il gol dal quarto uomo, è tutto buono, è 1-0 al Menti tra Vicenza e Pro Patria. Palla subito recuperata, Tribuzzi, Leverb, Gagno, Sandon va in verticale, si gira Rauti e poi si libera dalla marcatura. Il tentativo di allargare verso Cuomo, sbatte addosso un giocatore della Pro. Occhio perché il Vicenza riparte da destra, Tribuzzi, l'1 contro 1, Tribuzzi col cross verso Costa, allontana Di Munno. 2 minuti all'ora di gioco. Sandon, Costa all'indietro, Sandon direttamente da Gagno, viene incontro, spalla alla porta, perde il pallone vitale, riparte la Pro Patria che prova ad aggrapparsi a Mastroianni, buona la finta del 10 che poi serve Citterio, la palla non passa, ha servito Ferri e non Citterio, c'è un'ottima chiusura di Sandon, riparte il Vicenza, è scoperta la Pro, chiama palla Morra, Costa col cross proprio dalle parti di Morra, controllo col petto, poi non si accorge dell'arrivo di Orfei, la palla finisce al di là della linea di fondo, si va dalla bandierina per la 9ª volta in casa Vicenza, terzo corner di questo secondo tempo. Arrivano dalle retrovie i difensori del Vicenza, Tribuzzi aspetta l'arrivo di Costa, andrà probabilmente lui con il mancino. E infatti è proprio così.
I soliti 6 a saltare, 2 giocatori dal limite, si allontana Tribuzzi. Il cross di Costa sul primo palo. Occhio perché arriva Cuomo al volo, calcia, Costa si disinteressa del pallone perché è in posizione di offside. Possesso palla che torna alla Pro Patria. Fallo laterale a pochi metri dalla bandierina. Pressing del Vicenza altissimo. 3, Gallo. Scambia 2 chiacchiere con il suo vice, ovvero Filippo Carobbio. Attacca ancora il Vicenza, palla per Vitale. Non c'è spazio per andare dentro col cross, se lo crea il 99 che vuole andare direttamente in porta. Calcia alto, c'è la deviazione, c'è il 10° calcio d'angolo per il Vicenza che continua a dominare nonostante il gol segnato da Rauti. Non riesce a reagire la Pro Patria. Deviazione di Citterio e corner già battuto dal Vicenza. Cross sul secondo palo, non riesce ad allontanare la Pro Patria. Occhio all'imbucata per Rauti, ancora Rauti. 2-0 Vicenza, sempre Nicola Rauti. Raddoppia la squadra di Gallo. Al minuto 62 si porta sul +2 il Vicenza. Doppietta personale di Nicola Rauti, chiaramente da controllare le posizioni di partenza. Lo rivediamo anche noi, tutto nasce da questo campanile alzato da Di Marco, poi Cuomo no look trova Rauti. La marcatura di Reggiori non è delle migliori e da 2 passi non può fare altrimenti Rauti. La tocca solamente Rovida che non riesce a evitare il gol del 2-0. Gol simile a quello di prima, conclusione meno potente sicuramente, ma l'istinto del numero 7 che segna ancora. Ingresso in campo al 45esimo, al minuto 63 sono già 2 i gol segnati da Nicola Rauti. Terzo e quarto stagionale, corre ai ripari subito Greco, doppio cambio dentro Bagatti al posto di Citterio. E chiaramente la posizione centravanti verrà presa da Renelus. Intanto Bagatti per il centrocampo della Pro Patria, pronto a entrare anche Travaglini. Ingresso in campo per lui al posto di Mora presumibilmente. Intanto è uscito Schirò per Renelus all'ultimo cambio, vede uscire Ferri, entrare Travaglini. Dunque andando per ordine, 3 i cambi, cambia l'attacco della Pro Patria, Renelus accanto a Mastroianni davanti, poi doppio cambio in mezzo al campo, Schirò e Ferri out, in Travaglini e Bagatti. Vedremo se questi cambi daranno una scossa. Alla Pro Patria. Adesso la situazione si fa più che complicata. Alza il volume il 20, chiaramente è festa grande sugli spalti per una squadra che sogna in grande. Tanto un aggiornamento sugli altri campi. Lecco vince 2-1 contro il Trento. Provercelli continua a condurre di un gol al Piola di Novara contro il Novara. Rauti cade a terra, Di Munno, intervento regolare, Orfei si porta il pallone fuori. Rimessa laterale affidata a Tribuzzi.
Dribbling dell'ex Avellino che poi sbatte addosso a Di Marco, pressing altissimo della Pro Patria, la finta di Cagno con grandissima personalità. Altro cambio pronto per Gallo, sventaglia sulla destra il Vicenza, palla imprendibile per Vitale che ringrazia, blocca Rovida. Rinizia la Pro Patria di Greco, pochissimi pericoli creati nel primo tempo. Nella ripresa solamente il colpo di testa di Citterio, debole e fuori dallo specchio della porta di Gagno. Palla in profondità di Dimunno, sbagliata per Renelus, riparte sulla corsia di sinistra Sandon, palla per Morra, controllo col destro, poi lo scarico verso Pellizzari. Stanno per arrivare i primi cambi, triplice cambio per Gallo che vuole dare minutaggio a tutti. Intanto Vitale la chiama dentro l'area di rigore, Morra, ancora Morra, riesce a concludere verso lo specchio di Rovida. La conclusione però viene deviata e arriva in maniera debole dalle parti del classe 2003 della Pro Patria. Fa tutto molto bene, duello fisico vinto, poi conclusione deviata che perde chiaramente potenza. 67esimo in corso, triplice cambio per il Vicenza che conduce 2-0 contro la Pro Patria grazie a una doppietta di Rauti. Il primo cambio vede uscire il numero 19 Alessio Tribuzzi, entrare il numero 24, anzi il numero 28 Alessio Caferri, giocatore classe 99. Poi il secondo cambio vede uscire Vitale, gran partita del 99, dentro con il numero 77 Rada. E infine l'ultimo cambio vede uscire Claudio Morra, entrare in campo il numero 10 Alessandro Capello, altro giocatore d'esperienza in casa Vicenza. A livello tattico non cambia nulla, chiaramente Gallo cambia l'attacco adesso accanto a Rauti, non c'è più Morra ma Capello. Poi in mezzo al campo, come vedete, Rada, ex giocatore del Trento, ha preso il posto di Vitale, al posto di Tribuzzi sulla corsia laterale Caferri. Lancio lungo in profondità per Bagatti che fresco, corre, anticipa Sandon, buona l'azione individuale di Bagatti che poi non riesce a servire nessun compagno. Arriva Morra, tutto buono secondo il direttore di gara. Morra scarica verso Bagatti, dal limite c'è Orfei, cross su Sandon, la palla si impenna, duello tra i due. Bagatti scarica per Morra, il cross verso Mastroianni che viene trattenuto. Orfei addosso a Carraro, fase confusa, colpo di testa e pallone regalato da Travaglini a Costa. Riparte subito il Vicenza, buona la chiusura di Motolese, gestisce Reggiori con la propria difesa, palla in verticale, ci prova con i nuovi innesti la Pro Patria. Bagatti, Dimunno, Renelus, uno dei primi palloni toccati dal centravanti della Pro Patria che prova ad accendersi a servire Mastroianni. Leverb senza scomporsi più di tanto allontana mettendo in fallo laterale. Rimessa già battuta, recupero palla di Costa con l'aiuto di Pellizzari, poi la segnalazione dell'assistente, palla andata al di là della linea. Messa laterale affidata a Costa, alla sponda di Carraro. Rada, altro giocatore, l'anno scorso ha giocato una grandissima stagione con la maglia del Trento, pochi minuti fin qui giocati con la maglia del Vicenza, 25 le presenze l'anno scorso tra regular season e playoff, 2 i gol.
giocatore classe 99, mai partito fin qui dal primo minuto sotto la guida di Gallo. Palla per Cafferri, controllo col destro, avanza Cafferri, l'1 contro 1 con Di Marco, cross sul primo palo, allontana la difesa della Pro Patria che non riesce ad andare in verticale, si rifugia in fallo laterale con l'ultimo tocco di Di Marco. Con le mani Cafferri, 20 più recupero alla fine, è 2-0 Vicenza grazie alla doppietta di Nicola Rauti. È entrato al termine dell'intervallo, la palla passa sotto le gambe di Mastroianni, si torna dalle Verb, poi Sandon preferisce la via gestionale, il Vicenza che chiaramente adesso non ha fretta. Con questo risultato salirebbe a quota 13 punti, gli stessi del Lecco che sta vincendo 2-1 contro il Trento. A seguire Brescia a quota 9 con una partita in meno, stasera vi ricordo giocherà contro la Gian Erminio alle 20:30. 9 punti anche di Pergolettese Provercelli che momentaneamente sta vincendo sul campo del Novara. Attacca il Vicenza con Capello che allarga verso Cafferri, ancora il duello, l'1 contro 1, il cross addosso a Travaglini, si torna all'indietro da Cuomo. Rauti di prima verso Sandon che deve indietreggiare. Radà detta i tempi, torna all'indietro, Pellizzari, va da Cuomo. Cafferri aspetta il movimento dei compagni, taglia ma non viene servito Capello, si torna nella difesa del Vicenza. Sandon corre all'indietro seguito da Bagatti, si torna direttamente da Gagno. A lungo l'ex Modena, alza il baricentro difensivo la Pro Patria che manda in fuorigioco diversi giocatori di Gallo. Bagatti su di lui Costa, tocco all'indietro verso Reggiori. Di Marco, pallone recuperato da Rada che poi va centralmente da Carraro. Rauti parte lontanissimo dall'area di rigore, poi scarica il pallone verso Capello. Cafferri sovrappone Rada, Cafferri dentro col cross sul primo palo verso Rauti, la palla se la ritrova tra i piedi Motolese che allontana. Ancora Vicenza, Carraro in verticale, Radà, bucata centrale, può girarsi Pellizzari, Radà torna all'indietro. Cuomo, ancora Cuomo, Sandon, su di lui Bagatti, poi Costa prova ad accendersi, braccio largo da parte di Mora, i fischi da parte del Menti per un contatto non fischiato sul capitano del Vicenza che è rimasto a terra. Lo rivediamo grazie all'aiuto della regia, un braccio abbastanza largo di Mora, fallo non fischiato. Colgo l'occasione per ricordarvi l'appuntamento con Area C martedì alle ore 16 su Sky Sport 24 con Luca Mastrorilli e Marco De Micheli. Una puntata ricca a top 11, gol più belli, curiosità, statistiche non. Appuntamento da non perdere martedì ore 16 su Sky Sport 24. Cambio in casa Pro Patria, il quarto cambio per Greco, fuori Mastroianni e dentro con il numero 56 Simone Ganz. Va a prendere posto accanto a Renelus.
restituito alla Pro Patria Motolese. Buca centralmente per Di Munno, inseguito da Rauti. Gli ultimi 15 minuti del tempo regolamentare, poi spazio all'extra time. Possesso palla per la Pro Patria. Travaglini. Motolese. Recupero del Vicenza nella metà campo della Pro Patria. Capello dal limite, porta il pallone, poi lo scarica. Occhio alla conclusione, il palo! E poi il pallone in porta. È 3-0 per il Vicenza. È 3-0 al Menti. Dilaga la squadra di Gallo, proprio sotto la propria curva. Da valutare se c'è una deviazione. Adesso lo rivediamo da questo replay. Questa è la conclusione di Pellizzari, poi il tocco di Rada probabilmente. Da qui non si capisce. Il palo interno a depositare il gol del 3-0 alle spalle di Rovida. C'è un tocco di Reda, anche uno di Di Marco probabilmente. Il gol intanto viene assegnato a Reda. Nemmeno esulta, anche perché non si è capito bene se c'è stato il tocco di Di Marco o no. Fatto sta che il Vicenza si porta sul +3 e chiude le pratiche avanti ai propri tifosi. Per la seconda volta in questa stagione la Pro Patria subisce 3 gol. Ne aveva subiti nella gara d'esordio contro la Pro Vercelli. Troppi gol presi in questo avvio di stagione, sono ben 10 in 5 partite. Intanto altro cambio per Gallo, ingresso in campo per il numero 24, questa volta sì, Filippo Alessio. Dentro Alessio per il Vicenza. Questo è il quinto e ultimo cambio. Attacca la Pro Patria, minuto 78 e 3-0, doppietta di Rauti e gol poco fa di Rada. È il primo col Vicenza, parlavamo di lui giusto qualche minuto fa. Nel poco minutaggio a disposizione trova così la sua prima gioia stagionale da capire chiaramente se poi la Lega assegnerà o no il gol al giocatore albanese ex Trento. Orfei torna da Reggiori, poi pallone in verticale di Mora, sbatte addosso a Costa, rimessa laterale a favore della squadra di Greco. Vi ricordo, la prossima giornata affronterà l'Albino Leffe nel turno infrasettimanale il 25 settembre alle 18:30. Prossimo weekend invece trasferta complicata al Tombolato contro il Cittadella. Va dentro a saltare il Vicenza, pallone sul secondo palo verso Rauti, prolunga di testa Di Marco direttamente in fallo laterale per il Vicenza. Invece nel turno infrasettimanale la gara in trasferta contro le Dolomiti Bellunesi, poi si ritornerà qui al Menti il 29 di settembre alle 20:30, gara in programma contro la Pro Vercelli. Sandon,
Cuomo. Si distende il Vicenza, non affonda però Caferri. Sulla corsa l'inserimento da parte di Rada. Sandon tocca all'indietro Leverb. Ultimo a toccare Alessio. Messa laterale per la Pro Patria. Arriva un altro cambio per Greco, dentro con il numero 21 Riccardi. Ricordi, pardon, classe 2005, al posto di Orfei. Diventa il giocatore più giovane in campo questo finale, insieme a Reggiori, sempre della Pro Patria. Palla lunga per la corsa di Rauti, che ha decisamente spaccato la partita in due. Una doppietta decisiva. Fine del risultato. C'è un contatto in mezzo al campo, lascia giocare Restaldo. Pagatti allarga verso Mora, si ritorna dall'80 della Pro Patria. Sandon mette in fallo laterale. Motolese. L'anno scorso la gara al Menti finì 2-0 a segno Morra e Rauti per il Vicenza. Una gara giocata al Menti, valevole per la quarta giornata. Stanno alla quinta, il risultato è di 3-0. Una partita dominata dall'inizio alla fine dalla squadra di Gallo. Quello che è il 23esimo scontro diretto di sempre tra le due squadre. Statistiche dicono 4 vittorie per la Pro Patria, 6 pareggi e 12 quelle del Vicenza, con oggi chiaramente 13. Per risalire a una vittoria della Pro Patria qui al Menti bisogna tornare nel lontanissimo 1953-54. Le due squadre militavano in Serie B. La Pro Patria vinse 0-2 qui al Menti di Vicenza. Da lì in poi non ha più vinto, se non allo Speroni di Busto. Una stagione 2022-2023, successo per 2-0. Attacca il Vicenza, tocco al limite, Rada, palla fuori di un soffio alla sinistra di Rovida, vicino alla doppietta personale anche il 77 albanese del Vicenza.
pronto a rinvio lungo Rovida. Si attende solamente il triplice fischio dell'arbitro. La Vicenza ha dominato per tutti gli 86 minuti di partita. Patria non ha creato pericoli dalle parti di Gagno, se non con un paio, di conclusioni lontane dalla porta di Gagno, appunto. Reggiori. Travaglini va da Rovida. Riesce a uscire la Pro Patria, la palla rimbalza dalle parti di Leverbe. Occhio a Renelus, colpo di testa all'indietro verso Gagno. Senza problemi nel Vicenza anche nell'aspetto difensivo. Costa. Di Marco. Renelus prova a dribblare Cuomo ma non riesce a passare. Poi trattenuta da parte di Ricordo, calcio di punizione a favore del Vicenza. Quando siamo a 3 minuti dall'assegnazione del recupero. Cuomo all'indietro verso Leverbe. Rada allarga il gioco alle parti del francese, si deve impegnare a tenere il pallone in campo. Pellizzari va da Leverbe. Esce da destra la squadra di Gallo, proprio sotto gli occhi dell'allenatore del Vicenza. Occhio alla sponda, è il piazzato di Capello che finisce largo alla destra di Rovida. Continua ad attaccare, a creare il Vicenza, già sopra di 3 gol. Chiede ai suoi di alzare baricentro Rovida. Va al rinvio lungo il classe 2003 dalle parti di Leverbe, che colpisce di testa e trova anche Rauti. Palla tra Capello e Alessio, il tacco da parte di Capello per Rauti. Azione bella del Vicenza che però non riesce a finalizzare. Poi la sponda puntata da Bagatti che riceve nuovamente. Ricordo centrale di Munno e Di Marco, poi va da Reggiori dove c'è tanto spazio per poter avanzare. Gira palla alla Pro Patria quando mancano 30 secondi. Scopriremo l'entità del recupero. Renelus prova a girarsi, a calciare da fuori. C'è la deviazione, c'è il primo calcio d'angolo della partita a favore della Pro Patria. Anzi no, c'è la deviazione, andrà dal fondo, pronto Gagno
ad andare lungo. 3 minuti di recupero. Rovida. Prova a mettersi in proprio Renellus, che si allunga il pallone. Messa laterale per il Vicenza. Che ha numeri davvero incredibili al Menti. Nessuno in Italia come una squadra attualmente allenata da Gallo. L'ultima sconfitta in regular season risale all'8 dicembre 2023. Lo 0-2 contro il Mantova davanti ai propri tifosi. Da lì in poi in 38 partite, compresa quella di oggi, sono arrivate 29 vittorie e 9 pareggi. Numeri veramente incredibili per una squadra che ha creato un vero e proprio fortino qui al Menti. Lo aveva detto Gallo prima della partita: la piazza è da Serie A. E se il Vicenza gioca così bene in casa è perché è anche il pubblico a spingere la squadra verso i risultati. Nessuno in Italia con questi numeri. 29 partite vinte, 9 pareggi negli ultimi 38 match giocati qui al Menti, chiaramente in regular season. Ci tengo a sottolineare, anche perché se si considerano tutte le competizioni, l'ultima sconfitta arrivata in Coppa Italia, ma anche questa dopo i tempi supplementari contro il Rimini. Erano gli ottavi di Coppa Italia Serie C e dunque nei 90 minuti anche in questa gara è uscita imbattuta. Tre minuti che scadono adesso, fischietto in bocca per Restaldo. Il Vicenza batte 3-0 la Pro Patria e continua a rimanere in vetta alla classifica del girone A. Supersport. Queste le statistiche di una partita completamente dominata dalla squadra di Fabio Gallo, che vince 3-0 contro la Pro Patria. Terza vittoria consecutiva in campionato per un Vicenza che continua a comandare la classifica del girone A. Sono 13 punti, proprio come quelli del Lecco, che continua a vincere 2-1 contro il Trento, partita che ancora non si è conclusa. Dall'altra parte invece la Pro Patria non ha ancora trovato la via dei 3 punti in questa stagione, rimane ferma a 2 punti in classifica, in piena zona play-out. Grazie da parte di Riccardo Morelli per averci seguito. Vi invito a rimanere collegati sui canali di Sky Sport.